A poco più di una settimana dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito l'area del Pordenonese per quanto riguarda la coltura, abbiamo avvicinato Nicolò Pancera, presidente di Confagricoltura Pordenone, per fare il punto della situazione. Le sue parole. La situazione non è per niente piacevole, ci sono stati diversi danni anche vicino a noi. Io appunto abito a Zoppole, proprio nelle immediate vicinanze, Fiume Veneto, Taiedo e quant'altro, ci sono stati diversi danni anche molto importanti. Come dicevi tu, le conte non sono ancora finite, però la somma sarà tutt'altro che positiva, anzi veramente grave la situazione. Per quanto riguarda invece l'epicentro del maltempo, Questa volta è stato il più colpito e oltre ai danni alle culture che sono stati veramente ingenti, ha fatto danni anche alle macchine, alle case, vetri lucernari devastati, rotti, per cui le conte si assommano appunto sia a quelle danni alle culture che proprio alle strutture, alle case, che rende il tutto più devastante. come associazione di categoria, che iniziative state intraprendendo? Ci stiamo muovendo sicuramente sui tavoli regionali, chiedendo tutto ciò che può essere chiesto, nel senso che di contributi con l'assessore, e adesso speriamo di avere risposte in tempi brevi, confidiamo in questo, noi ci siamo subito mossi appunto a riguardo. Prospettive invece future immediate per quanto riguarda le colture di stagione? L'andamento si presenta buono, si presenta una buona annata, appunto salvo il maltempo, salvo tutto quanto, comunque le culture sono belle, i mais sono belli, si prospettano anche dei buoni raccolti sia sulle uve, sui mais, sui cereali e appunto orzi e frumenti che sono stati trebbiati hanno avuto soddisfazione, i prezzi rimangono alti e questo per l'agricoltore non può far altro che piacere, fa un po' meno piacere agli allevatori perché chiaramente i più alti sono le materie prime, loro ci rimettono, però appunto per l'agricoltore tutto ciò fa piacere.